Continua l'incubo spaccate a Padova, ormai una sfida aperta a forza dell'ordine e amministrazione. Stavolta la vittima è la vicepresidente dell'Associazione dei Pubblici Esercizi. Con la droga in auto non si ferma all'Alta i Carabinieri, sperona la gazzella dei militari e scappa, spacciatore nordafricano bloccato dopo l'inseguimento e alcuni spari nel Rodigino. Carrello sospetto a pochi metri dal Tribunale di Venezia, scatta l'allerta, piazzale Roma blindato, gli artificieri fanno brillare il carrellino che conteneva solo un cappotto. Orari massacranti, paghe da fame e la minaccia del licenziamento se gli operai non avessero restituito parte dello stipendio. 3 imprenditori indagati, le loro ditte lavorano in subappalto alla Fincantieri. Olimpiadi invernali 2026, passo in avanti per Cortina e Milano, il CIO a Buenos Aires ha infatti ufficialmente escluso la Turchia, restano 3 in corsa. Si sono scusati con il sindaco Luigi Brugnaro, 2 dei 3 studenti delle Belle Arti che avevano imbrattato il leoncino di Piazza San Marco, per tutti è stato avviato il procedimento di espulsione dall'istituto. La Cima Grappa al Piave, le immagini di una delle ultime transumanze dell'anno, la marcia della Mandria di Malga Piz. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare dell'incubo delle spaccate a Padova e quella che ormai sembra una sfida dei malviventi, probabilmente la stessa banda nei confronti delle forze dell'ordine e dell'amministrazione. Un altro colpo nella notte, questa volta a finire nel Merino è stato il negozio della vicepresidente dell'Associazione dei Pubblici Esercizi, Federica Luni. Sentiamo. La tregua è durata appena 48 ore, le spaccate a Padova continuano a rappresentare un'emergenza. Questa notte è stata presa di mira la pasticceria Estense in zona Forcellini. Dopo il presidente dell'Ascom Confcommercio Patrizio Bertin, la visita dei ladri è arrivata anche a Federica Luni, vicepresidente dell'APPE, l'Associazione Provinciale dei Pubblici Esercizi di Padova. Quello che sono riusciti a sgraffignarci è niente rispetto alla sensazione di essere stati violati, ha commentato. La pasticceria è la nostra famiglia, la nostra casa, la pasticceria siamo noi e qualcuno senza rispetto ci ha violato. La spaccata alla pasticceria in zona Forcellini, bottino di qualche centinaio di euro ed un computer portatile e la numero 32 in appena un paio di mesi. I controlli da parte delle forze dell'ordine sono stati rafforzati, 2 le persone finora arrestate. Il comune ha stanziato 200.000 euro per contribuire ai sistemi di allarme e videosorveglianza di negozi e locali. L'altra sera l'associazione commercianti del centro ha manifestato in una passeggiata di solidarietà, ma le spaccate a Padova non si fermano e l'allarme in città rimane altissimo. Ancora a sicurezza, un uomo è stato arrestato dai carabinieri al termine di una sparatoria dopo che con la sua vettura aveva speronato l'auto di una pattuglia dei militari che gli avevano intimato l'alta. A finire in manette è stato uno straniero nordafricano che a quanto si è appreso vive irregolarmente in Italia. L'episodio è avvenuto nella notte a Loreo, in provincia di Rovigo. La pattuglia dei carabinieri ha incrociato una Volkswagen Golf che all'intimazione dell'ALT ha invece accelerato e ha speronato l'auto di servizio. A quel punto il capo pattuglia è sceso dall'abitacolo e ha sparato alcuni colpi contro la macchina del fuggitivo che è sceso ed è fuggito a piedi, venendo però bloccato e ammanettato poco lontano. Da una perquisizione è emerso che l'uomo trasportava un quantitativo ancora non precisato di cocaina. Nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di detenzione di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, mentre la procura sta anche valutando quella di tentato omicidio. Infatti nel momento dello speronamento dell'auto all'interno della vettura dei carabinieri si trovava un militare che è rimasto lievemente contuso. E adesso a Venezia, che stamane ha vissuto un altro momento di panico, ce ne sono tanti purtroppo di allarme bomba in questo periodo, un falso allarme bomba che ha paralizzato l'attività di Piazzale Roma stamane a causa del ritrovamento a pochi metri dall'ingresso di Palazzo di Giustizia di un carrellino della spesa abbandonato. La zona è stata interdetta al traffico mentre gli artificiali hanno provveduto per sicurezza a far brillare il carrellino abbandonato vuoto nella notte da ignoti davanti al gradino d'ingresso dell'edificio. Nel carrello della spesa fatto esplodere, secondo quanto previsto dalle procedure antiterrorismo, si trovava soltanto un cappotto. È probabile che sia stato abbandonato nella notte da qualche barbone. Sul posto hanno operato gli artificieri della polizia. Restiamo in provincia di Venezia, restiamo in zona, ci spostiamo in terraferma a Marghera con l'operazione congiunta di Guardia di Finanza e Carabinieri coordinate dalla Procura e l'indagine che ha portato 3 imprenditori della zona di Marghera ad essere appunto accusati di estorsione. Ci dice tutto al telefono in diretta la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria.
Buongiorno da Marghera, dove 3 fratelli bengalesi titolari di varie società sono stati iscritti nel registro degli indagati per estorsione. Costringevano i lavoratori a orari massacranti, 12-13 ore giornaliere, paghe troppo basse rispetto alle ore di servizio, addirittura lo stipendio era da restituire in parte alle società, sotto minaccia di licenziamento o di una mancata assunzione. È questo il quadro emerso nell'ambito di un'indagine su ben 2 aziende che lavorano in subappalto all'interno della Fincantieri. L'inchiesta è nata dopo la segnalazione di alcuni operai, tutti bengalesi, che si sono proprio rivolti ai carabinieri di Spinea per denunciare le richieste di denaro da parte dei loro superiori. Circa 6 o 7 dipendenti, uno dei quali si è rivolto invece alla Guardia di Finanza. Dagli accertamenti degli investigatori è emersa dunque una situazione insopportabile per gli operai, per tutte le questioni che abbiamo elencato poco fa. E qualche giorno fa la Procura di Venezia, che ha coordinato l'inchiesta attraverso il procuratore vicario Adelchi Di Ippolito, ha disposto una serie di perquisizioni sia nelle sedi delle 2 aziende che negli uffici dei commercialisti. È stata acquisita la documentazione contabile che ora dovrà essere analizzata per ricostruire il sistema e individuare eventuali altri stratagemmi architettati dai 3 fratelli che al momento sono gli unici indagati. L'obiettivo successivo sarà poi quello di comprendere se si tratti di una situazione isolata o se coinvolga altri dipendenti o altre società. L'indagine non interessa Fincantieri, ma unicamente le 2 aziende a conduzione bengalese. Da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Adesso lasciamo per un attimo la cronaca per tornare a parlare della corsa alle Olimpiadi invernali 2026. Ieri a Venezia l'abbiamo raccontato proprio in diretta nel corso del telegiornale della prima edizione, il primo vertice operativo di Veneto e Lombardia con i governatori Zaia e Fontana e i sindaci Sala e Ghedina, quindi Cortina e Milano. Cortina Milano, il sogno che è partito ufficialmente, e poi nella serata di ieri sono arrivate 2 importanti notizie. Una è che il CIO ha escluso ufficialmente una delle città candidate, Erzurum, la candidata turca, e poi è arrivato anche una sorta di endorsement importante da parte del vicepresidente del CIO proprio sul progetto di Cortina e Milano. Sentiamo. Restano in 3 a contendersi l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. La città turca di Erzurum è stata esclusa dalla lista ufficiale delle candidature. Lo ha annunciato il presidente del CIO Thomas Bach a Buenos Aires, dove si è riunito il board esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale. La decisione riguarda l'assenza di adeguate infrastrutture in grado di ospitare la rassegna. Restano in corsa dunque Cortina Milano, Stoccolma in Svezia e Calgary in Canada. Candidatura quella italiana che prende sempre più corpo e che incassa il giudizio positivo del vicepresidente del CIO, Juan Antonio Samaranch Junior, che dice: conosco bene l'Italia, ho sposato un'italiana, sono certo che quello di Milano Cortina sia un progetto robusto, attraente e interessante. E sembra non spaventare il no del governo a una compartecipazione economica. Ha comunque dato il suo appoggio politico, prosegue Samaranch, sono coinvolte regioni potenti e c'è una grande partecipazione popolare. Dichiarazioni che soddisfano il presidente del CONI Giovanni Malagò e che delineano un quadro già emerso ieri da Venezia con la prima riunione operativa tra sindaci e governatori. L'idea che abbiamo valutato è un'idea di un estremo equilibrio, comunque siamo d'accordo su tutto sostanzialmente, ci sono da definire alcuni dettagli, ma sostanzialmente c'è un accordo assoluto su tutta la distribuzione delle varie gare. Dobbiamo arrivare nella short list, che è la prima scrematura, e dopodiché andremo al risultato finale. E con l'esclusione della Turchia dunque già una scrematura c'è stata e in molti scommettono che alla fine si procederà alla doppia assegnazione dei Giochi invernali 2026 e 2030 a Italia e Svezia. Spetta ora alla sessione del CIO l'8 e 9 ottobre ratificare le proposte del board sulle candidature, mentre la decisione finale è fissata per il settembre del 2019. Queste le buone notizie che sono arrivate da Buenos Aires per il Veneto e per Cortina, notizie invece diverse che sono arrivate ieri da Roma, dalla consulta per il Veneto, ovvero la bocciatura della consulta sulla legge regionale del 2017 che imponeva l'obbligo di affiggere le bandiere, il gonfalone del Veneto sulle prefetture e sugli altri edifici rappresentativi dello Stato. La gente non è d'accordo e ovviamente non è d'accordo nemmeno il governatore Zaia.
L'ennesimo scontro sull'asse Venezia-Roma si è consumato oggi, questa volta a motivo del contendere la bandiera del Veneto che ha più di 1000 anni di storia e che dallo scorso anno, dopo l'approvazione della legge regionale 28, sventola assieme al tricolore e a quella dell'Europa. Il simbolo della regione del Veneto dovrà essere tolto, smontato dai palazzi sede delle istituzioni, prefetture comprese. Così ha deciso oggi la consulta che ha bocciato la decisione della regione del Veneto. La consulta ha accolto il ricorso che il Consiglio dei Ministri aveva presentato giusto un anno fa contro la norma varata da Palazzo Ferrofini perché in contrasto con la legislazione statale. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che lo ha introdotto e ha cancellato l'obbligo di esporre il gonfalone. Ecco le primissime reazioni raccolte fra la gente. La vede la bandiera della Serenissima che è esposta assieme? Aspetta. San Marco, bellissima. Lo sa che cosa ha detto la consulta oggi? No. Che è incostituzionale. Dopo tanti anni, sei qui che sia bandiera di San Marco. Può essere che sia corretto, se no tutte le regioni dovranno esporre la loro, avremo 1000 bandiere. E quindi la togliamo, no? Perché la dobbiamo togliere? La bandiera veneta rappresenta un po' il simbolo di un'identità? Beh, il nostro simbolo, credo proprio di sì. Secondo lei questa decisione è destinata a scatenare, un po' a sollevare, no, le ire del popolo veneto? Ma credo proprio di sì, soprattutto in questo momento. La disposizione, ha stabilito la consulta, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa e per questo è in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione e viola anche l'articolo 5 della Costituzione che enuncia il principio di unità e indivisibilità della Repubblica. A me piace molto, per cui mi auguro che possa continuare a essere esposta. La bandiera del Veneto è comunque un simbolo nostro, è giusto esporla sugli enti pubblici. La replica del presidente Zaia non si è fatta attendere. Dover commentare una vicenda simile e imbarazzante, dice il presidente. Ripresenteremo senz'altro questa legge e chiederemo che l'obbligo di esporre la bandiera del Veneto in tutti gli edifici pubblici nazionali sul territorio venga introdotto nell'intesa con l'attuale governo sull'autonomia, perché è un interesse della collettività regionale che la propria bandiera sia affiancata a quella dello Stato. A Venezia, per tornare a parlare dei vandali di San Marco, gli studenti per i quali sembra ormai quasi certa la espulsione dall'Accademia delle Belle Arti, 2 di loro però si sono presentati ieri nel pomeriggio al sindaco Brugnaro per scusarsi. Sono andati dal sindaco Luigi Brugnaro per scusarsi, sono 2 dei 3 studenti delle Belle Arti di Venezia che nei giorni scorsi avevano imbrattato il leoncino di San Marco. Il primo cittadino li ha ricevuti a Cafarsetti, i giovani hanno spiegato di voler chiedere perdono alla città per il deprecabile gesto d'offesa arrecato al suo patrimonio artistico. Si sono detti disponibili a prestare lavoro a titolo gratuito per ripagare la comunità dei danni subiti. Insomma, si sarebbero resi conto della gravità del loro gesto. Brugnaro, pur ribadendo loro l'insensatezza del gesto compiuto, che resta comunque ingiustificabile, ha accolto la loro disponibilità e li ha sollecitati a intraprendere un percorso che li porti a diventare testimonial positivi del rispetto che Venezia merita, contribuendo così ad evitare pericolose emulazioni. Intanto per tutti e 3 i responsabili del grave gesto è partito già il procedimento di espulsione dall'Accademia delle Belle Arti. Ad annunciarlo era stato lo stesso direttore dell'istituto, sottolineando il danno d'immagine che hanno arrecato i giovani. Dai vandali di San Marco ai quelli che sono stati chiamati cafoni di Treviso, ovvero i tuffatori dei Buranelli, che sono stati identificati, come sappiamo, sono tutti trevigiani, ebbene sono stati convocati anche al comando dei vigili del quartetto, però solo il protagonista del salto in acqua senza vestiti non si è presentato e sentite cosa ha risposto al comandante della polizia locale. Quando l'abbiamo contattato siamo rimasti sbigottiti, nel senso che a fronte di una nostra richiesta di presentarsi presso il comando polizia locale per spiegare la sua posizione, ci ha detto che non aveva assolutamente tempo, che in quel momento si trovava all'università e in ogni caso si era già rivolto al suo avvocato. Questa è la risposta del tuffatore arrogante dei Buranelli. Arrogante per aver pensato che nella sua città può fare quello che vuole impunemente e ancor più arrogante per una risposta che sottintende come col denaro lui si può permettere tutto. Così quanto pagherà lui o comunque la famiglia?
Diciamo che il codice della strada prevede una sanzione che va dai 5.000 ai 30.000 euro. Discreta differenza rispetto agli altri protagonisti che invece Cineri in testa e alcuni accompagnati dai genitori si sono subito scusati per la ragazzata. L'amico che era assieme indubbiamente ha subito una sanzione molto ma molto più contenuta, 300 euro. Resta il fatto che la polizia non può nemmeno andare a prendersi né all'università né tantomeno a casa dei genitori a Silea il tuffatore arrogante. Con la forza non lo possiamo assolutamente fare, indubbiamente se questa persona si presentava, ripeto, si poteva cercare di capire le ragioni di questo atto che non può essere accettato e cercare di vedere se c'erano altre strade da seguire rispetto o diverse rispetto alla sanzione che abbiamo comminato. Ecco perché quella che poteva chiudersi come una ragazzata di un gruppo di ventenni rivela invece una vera e propria falla nella nostra società, dove questa generazione di genitori, invece di educare al rispetto delle regole, ha indicato nel denaro il vero centro del potere. Lei ha mai visto un atto d'arroganza del genere? No, sinceramente no, sono rimasto, ripeto, molto perplesso perché io faccio mente locale alla mia gioventù, indubbiamente se avessi fatto quando ero giovane io, avevo quell'età, indubbiamente la reazione mia sarebbe stata completamente diversa, anche perché poi avrei subito delle conseguenze sicuramente non piacevoli all'interno della famiglia. In questo caso invece il ragazzo si sentiva fortemente protetto. Torniamo a parlare di sicurezza, di domicilio violato, non solo ovviamente i negozi, abbiamo visto in apertura l'incubo delle spaccate a Padova, i furti in casa che continuano. A Mogliano il caso di un cittadino che è anche un consigliere comunale, il terzo colpo in 12 mesi, il quarto in poco tempo e quindi la amarezza che lascia il posto alla rabbia e viceversa. Ieri mattina praticamente alle 10:15 sono entrato in casa mia per l'ennesima volta nel giro di un anno, diciamo che è la terza volta nel giro di un anno, quarta volta nel giro di 3-4 anni fondamentalmente. Martino Michelan, consigliere comunale d'opposizione, abita in questa villetta a Mogliano Veneto. È lui stesso a raccontare l'ennesimo furto subito ieri mattina intorno alle 10:15 mentre si trovava al lavoro. I banditi si sono introdotti in casa forzando il balcone che Michelan dopo l'ultimo colpo aveva rinforzato con queste barre. Ma i malviventi non si sono fermati nemmeno davanti a questo. Ho fatto delle modifiche che loro hanno osservato perché sono venute qua con strumentazioni in modo tale da sopperire a quelle modifiche là. Non è servito niente perché hanno distrutto il serramento. Vengono con mezzi tecnici, martinetti idraulici e roba del genere, fanno quello che devono fare in pochissimi secondi. Hanno divelto la finestra con le stesse modalità dell'anno scorso, quindi mi viene anche il dubbio che siano sempre gli stessi che si organizzano. Dopo aver forzato il balcone utilizzando un pezzo di ferro hanno divelto il vetro della finestra, una volta in casa hanno richiuso gli scuri in modo che da fuori nessuno notasse qualcosa e hanno lavorato indisturbati. Alla fine se ne sono andati scappando attraverso i campi, portando con sé un orologio da taschino regalato a Michelan dalle sorelle. Ormai non c'è più nulla da portare via, neanche i soldi che risparmio li spendo in serramenti. A colpire e spaventare il fatto che abbiano agito in pieno giorno incuranti di poter essere notati da qualcuno. Qua la gente era abituata a stare in orto, andare in giardino, a lasciare completamente la casa aperta. Adesso praticamente bisogna blindarsi dentro 24 ore su 24. Si vive malissimo, non c'è alternativa, qua non si può fare nulla. Dopo il terzo furto subito in meno di un anno, la paura lascia lo spazio alla rassegnazione. Cosa pensa di fare adesso? O vendo tutto e vado via, oppure aspetto, lascio le porte aperte che vengano dentro, intanto pulirò quando entrano. Questa porta qui praticamente è aperta, perché così almeno non me la rompono, diciamo, risparmio sul vetro. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale fa discutere il caso del medico dell'ospedale di Trento che ha denunciato un paziente clandestino rifiutandosi di curarlo. Immediate le reazioni dalle istituzioni alla gente. Si presenta all'ospedale di Trento dopo essere stato rifiutato dal medico di famiglia. Il paziente è un marocchino clandestino che si è rivolto ai sanitari del pronto soccorso, ma il medico, anziché prestare le cure, ha scelto di denunciarlo ai carabinieri, un caso che ha sollevato numerose reazioni.
L'ordine è categorico, un dovere curare tutti, sullo stesso piano emergency, la vita del malato prima di tutto. Noi siamo andati a sentire che cosa ne pensano i trevigiani. Per alcuni il medico ha sbagliato, per altri invece la decisione è stata giusta. Vado bene a denunciarlo, sì. Dicono però che dovesse curarlo e lasciar stare il fatto che fosse clandestino. Allora se li curiamo tutti quelli che vengono qua. Non è lui che deve denunciare, casomai altre autorità. Non il medico lo cura come un normale cittadino, però la denuncia non aspetta il medico. Io ne penso che il medico deve fare il medico che abbia una passione e non deve fare denunce, perché è umano aiutare chi soffre. Guardi, se l'ha denunciato vuol dire che era fuori legge, no? Per conto mio ha fatto male. Perché non è il compito del medico è soccorrere, non è certamente quello di denunciare. Se un medico deve curare è logico che prima guarda la persona da curare e poi eventualmente magari denunciare, ma prima curare la persona. Chiara invece l'opinione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che risponde così alle polemiche. Il medico trentino ha fatto il suo dovere segnalando un'irregolarità. Gian Antonio D'Arre, segretario nazionale della Lega, aggiunge: mettiamoci nei suoi panni, entra una persona al pronto soccorso senza tesserino sanitario e quindi senza identificazione. Oltre ad esprimere la mia solidarietà, conclude, aggiungo che è un esempio da seguire anche per i medici veneti. A proposito di Lega, l'appello del coordinatore dei forzisti veneziani Michele Celeghin: la Lega torni nel centrodestra insieme a una nuova Forza Italia. Quel che è rimasto di Forza Italia sul territorio prova a raccogliere gli umori di un tessuto imprenditoriale e produttivo a dir poco perplesso di fronte alle scelte del governo contenute nella manovra economica. Il coordinatore azzurro, Michele Celeghin, parla ancora al carroccio da alleato, ma invita i leghisti a una riflessione sulla loro alleanza coi 5 Stelle. È chiaro che tutto ciò che rientrava nell'accordo fatto prima delle elezioni e che la Lega Nord sta in qualche modo portando avanti a livello governativo va sostenuto, però c'è molto da rivedere, soprattutto nella fase attuale dove vediamo una manovra che vede un debito pubblico alzarsi inesorabilmente con una forte preoccupazione dei mercati. Il governo sembra quasi aver interrotto il dialogo con le imprese e col mondo artigiano, sostiene Celeghin. È fondamentale ricucire questi rapporti. Non possiamo assolutamente permetterci di indebitarci ulteriormente se a questo debito non è accompagnata una crescita e una ricrescita, vorrei dire, economica delle nostre imprese e del nostro territorio. Forza Italia sta attraversando una fase di rifondazione, annuncia. Il futuro è in un centrodestra unito, ma diverso da quello che abbiamo conosciuto finora. Il partito in questo momento sta affrontando una fase di rinnovamento e ricostituzione di tutti i direttivi provinciali. Avremo già lunedì prossimo una riunione importante all'interno della quale poi saranno ricostituiti i provinciali e anche il nuovo direttivo regionale, all'interno del quale evidentemente saranno anche coinvolte tutte le nostre forze a livello amministrativo, sindaci e amministratori locali. Allora il fascino senza tempo della transumanza con i nostri Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto che hanno seguito fin dall'alba la marcia della mandria di Malga Piz. Per voi cosa significa questo giorno? Ma è una tradizione, adesso noi da quando abbiamo preso la maglia qui siamo partiti il primo anno e si porta avanti una tradizione, una gran festa per noi la Smontegata. Ha meno di 30 anni e da sempre vive e ama la montagna. Daniele Piz, malgaro da generazioni, ha condotto anche quest'anno una delle ultime transumanze della stagione 2018 sul Grappa. Un vero e proprio rito che inizia alle 4 del mattino e che vede assieme uomini e bestie lungo la strada verso casa. Un piccolo esercito fatto di sorrisi e muggiti, di campanacci e volti giovani, di zoccoli e scarponi che lasciano il Monte Palonna a 2 passi da Cima Grappa per scendere fino al Piave, in quell'acquero che la storia ricorda per la prigionia di San Girolamo Emiliani quando era territorio trevigiano. Immagini di altri tempi dove la vera notizia sono i giovani presenti che non hanno paura delle bestie e non storcono il naso con gli odori che anzi si appassionano ai lavori di montagna. Io sono nata in un ambiente di campagna, mio padre è azienda, ho provato da piccola un po' con la motosega a casa, poi a scuola abbiamo una squadra dell'istituto che fa gare con la motosega
Ho fatto delle gare, ho ottenuto risultati, poi mi sono messa in contatto con la federazione italiana e con loro sono andata al mondiale lo scorso agosto. Intanto si scende fino ad arrivare ad Alano, dove ad attendere la mandria c'è tutto il paese con fascia tricolore in testa. Per noi avere delle persone che badano in poche parole a questo territorio montano è tutto, come Maiga Piz, che hanno un bel territorio, 90-100.000 metri, loro hanno 100 mucche, 100 capi, loro riescono a gestire bene questo spazio, lo pascolano e lo tengono anche pulito, per cui per noi è una risorsa avere queste persone in montagna. E la marcia continua fino a lambire il Piave, arrivando a Quero, dove un letto di fieno attende nella stalla invernale l'arrivo della mandria con le nuove leve nate durante l'alpeggio. E già si pensa al prossimo maggio, perché in fondo c'è già la nostalgia per quegli orizzonti infiniti e quel silenzio arboreo che solo chi vive la malga respira ogni giorno e che riesce a tramandare a questi volti abbronzati dal sole e non dal neon degli schermi digitali. Perché venite giù a fare la transumanza? Per passione, sì. Ma ragazzi come voi, internet, il computer, non sarebbe meglio che non venire qui in mezzo alle vacche? Per me no. No. È molto meglio nella natura. Poi è tutta salute. Siamo in chiusura, vi ricordo, ore 13 fra pochissimo dopo di noi e poi questa sera 20:10, gli ospiti di questa sera per parlare di tanti temi sul piatto dalla politica all'economia, Dimitri Coin, deputato della Lega, e Silvano Piazza del Partito Democratico. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Vediamo il dettaglio di venerdì 5 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque. Sarà anche ampiamente soleggiato su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno, al massimo velato un po' ovunque, salvo per occasionali ma innocui addensamenti sulle province meridionali. Temperature minime tra 8 e 11 gradi. Massime comprese invece tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque. Sarà infatti una bella giornata. Asciutto e senza piogge degne di nota, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 23 gradi circa. Diamo infine uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo anche sulla nostra regione, ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno e limpido, salvo per innocui addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 23 e 27 gradi circa. Dal meteo è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.